E la festa del lavoro va difesa perché il lavoro è dignità per tutti gli uomini. Già il diritto al lavoro. In questo primo maggio pesa terribilmente la crisi economica dettata dalla pandemia. Nel primo trimestre 2021 anche in Veneto le donne si confermano le più penalizzate dalla crisi, con una flessione delle assunzioni del 22% rispetto al 2020 a fronte del meno 13% registrato dagli uomini. Il saldo occupazionale è positivo, circa 29.000 le posizioni di lavoro dipendente nei primi 3 mesi di quest'anno. La flessione della domanda registra numeri importanti in tutte le province. Solo in quella di Vicenza, comprendendo quindi anche il Bassanese, si è registrato un meno 11%, seppur tra luci e ombre. La situazione occupazionale anche lì è strana, dove abbiamo realtà che chiedono nuova manodopera, altre che stanno tenendo solo perché c'è il blocco dello straordinario, ma nelle nostre sedi un numero abbastanza consistente di persone viene a dare dimissioni perché si ricolloca in altri comparti. A livello occupazionale, quello che preoccupa le sigle sindacali è lo sblocco licenziamenti. Quello che sta soffrendo molto è il settore tessile. Siamo infatti preoccupati da questo punto di vista per lo sblocco dei licenziamenti che al momento è fissato per il 30 giugno. Unitariamente come organizzazioni sindacali stiamo cercando di portare lo sblocco dei licenziamenti intanto ad ottobre, come stabilito per altri settori, o comunque a fine della pandemia. Noi abbiamo dei dati della cassa integrazione che sono preoccupanti perché sono aumentati a livello esponenziale anche nell'ultimo mese, e quindi aprire ai licenziamenti vuol dire perdere l'occupazione, perdere delle aziende, perdere la produzione nei nostri territori. E in tutto questo non bisogna scordare che accanto ai lavoratori ci sono i datori di lavoro, anche questi ultimi in forte sofferenza. Gli aiuti che lo Stato ha dato non sono sicuramente sufficienti, parlo in modo particolare per l'artigianato, che è uno dei settori nella nostra zona molto presente e che si trova effettivamente molto in difficoltà. Noi stiamo parlando di aziende, ma dietro le aziende con questa situazione ci sono tanti altri comparti come appunto ristorazione, impianti sportivi eccetera, che stanno creando notevoli problemi.